Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Come vedete oggi siamo su Scacchiera Reale. Se volete sapere dove l'ho presa, in descrizione di questo video c'è il link. Oggi però parliamo di come fare scacco matto con re e regina contro re nel minor numero di mosse possibili. Qual è l'utilità di farlo nel minor numero di mosse possibili? Innanzitutto perché i veri giocatori professionisti cercano sempre di risolverlo col minor numero di mosse, ma soprattutto se sei, non so, in una partita lampo e sei in carenza di tempo e non hai l'incremento, rischi magari di pareggiare una partita vinta, mentre se riesci a chiudere subito la partita riesci a portarti il punto a casa. Supponiamo di essere in questa posizione, chiaramente possiamo essere in tante altre posizioni di partenza, ma una volta capito il meccanismo è molto facile. Allora, la prima cosa da sapere è che bisogna avvicinarci con la donna. Una volta che ci siamo avvicinati con la donna, poi si va di re. Questa è la prima cosa che devi sapere. Dove andresti con la donna? Andresti in G4 per esempio? Andresti in A4? Andresti in D7? Dove andresti? Una piccola regola che ti può essere d'aiuto è che con la donna bisogna avvicinarsi al re avversario come se ci fosse un movimento di cavallo. Ti faccio vedere. Se io per esempio metto la donna in D3, da D3 a E5 il cavallo compie questa azione. Quindi questa è la giusta mossa iniziale. A questo punto il re dove può andare? Chiaramente non può andare sulla colonna D, è costretto a muoversi o lateralmente o a scalare indietro. Per esempio, supponiamo che il re nero decide di scalare e va in E6. A questo punto cosa facciamo? Si può continuare in diversi modi, io ti consiglio di iniziare ad avanzare col re perché alla fine ci vuole, per dare scaccomato ci vorrà il supporto del nostro re, quindi re in E2, il re per esempio ritorna nella posizione di prima e noi ci avviciniamo ancora, re E3 e si ritorna ancora in questa posizione re E6 e a questo punto re F4. Il nostro re inizia finalmente ad occupare anche diciamo questo settore della scacchiera. È il turno ora del nero. Come vedi il nero non può più andare in E5 dove si rifugiava prima, come al solito non può andare oltre la colonna D, è costretto ad andare o in F6 o deve indietreggiare. Supponiamo ora che vada, non so, in F6, poi vediamo anche il caso di F7. Supponiamo che vada in F6. A questo punto, qual è la mossa migliore per il bianco? Ti lascio qualche minutino per pensarci. All'alba di quello che abbiamo detto, potremmo muovere la donna sotto forma di movimento di cavallo fra donna e re. Per esempio, una buona mossa sarebbe donna D5 ed ecco la famosa posizione di cavallo, ma c'è di meglio. Ti faccio vedere qual è la mossa più precisa in questa posizione. Donna D7. Donna D7 chiude la possibilità al re nero di indietreggiare. Qui ci sono poche possibilità, il re nero non può andare davanti a sé, non può andare lungo questa colonna, è costretto a andare a sinistra, quindi nella colonna G. Re G6. Riesci a vedere ora qual è la soluzione più forte per il bianco per cercare ancora di ridurre le case d'azione del re nero? La mossa corretta è donna E7, sempre il famoso movimento AL di cavallo. Il re nero è costretto a muovere, può andare praticamente in H5 o in H6. Supponiamo in H6. Ora, bisogna stare molto attenti qui a evitare situazioni di stallo. Il re è andato nell'angolino, saliamo ancora col re in F5. Tu dici cavoli, però re in F5, ora il re qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, l'unica casa disponibile così è H5. Bene, è proprio questo che noi vogliamo. E adesso si può dare scaccomatto in due modi, o con donna in H7, molto elegante, oppure più aggressivo con donna in G5. Questa era una soluzione, ma torniamo all'inizio e vediamo il caso in cui il re vada
nell'altra posizione. Quindi rifacciamo le nostre mosse così le ripassiamo. Donna D3, la donna si muove a movimento di cavallo, il re indietreggia, va in E6. A questo punto cosa abbiamo detto? Che dobbiamo iniziare ad avvicinarci col nostro re. Quindi il re E2, il re prova a salire, noi saliamo, il re scende, re F4 era la mossa di svolta e a questo punto prima abbiamo esaminato re F6, adesso esaminiamo re in F7. Ti lascio qualche secondo per pensare a qual è la mossa migliore. La mossa migliore è quella di avanzare ancora, re F5 prendendo l'opposizione e andando ad occupare queste tre case, quindi impedendo che il re nero possa salire. A questo punto il re si deve spostare, deve andare da qualche parte, indietreggiare ancora sarebbe un vero casino, quindi cerca di stare a galla, per esempio con re E7 e a questo punto donna D5, sempre la solita mossa di cavallo tra la nostra donna e il re avversario. Il turno ora del nero che deve fare qualcosa, qui non può andare, davanti a sé non può andare, è costretto a scendere. Per esempio può andare in F8, in 8 supponiamo re in F8, ci avviciniamo col nostro re sempre tenendo l'opposizione, guarda come il nostro re è molto attivo in questa posizione. A questo punto non c'è molta chance per il nero, l'unica possibilità è re in E8 e adesso attenzione perché qui è molto facile pattare, per esempio mi muovo ancora a posizione di cavallo e ora il re nero non sa dove andare, la posizione in stallo. Qui c'è una mossa corretta che è insospettabile, che è donna D4. Tu dici, cavoli, ma ti allontani con la donna? Sì, perché nei finali a volte per vincere la partita bisogna perdere un tempo, cioè ovvero vuol dire fare una mossa inutile che non ha senso, solo che ha l'unico scopo di aspettare. Quindi la donna D5 noi per esempio andiamo in D4. Ora il nero è obbligato a muovere, re in F8 e ora semplicemente scendiamo. Potevamo andare anche in D1, ma D8 è stata la soluzione corretta. Bene, ora ci troviamo sempre in questa situazione di partenza e supponiamo che il re nero risponda un po' in modo diverso. Tocca a noi, giochiamo donna D3, ci avviciniamo con la donna. A questo punto, per esempio, prima abbiamo visto la possibilità che il re nero iniziasse a indietreggiare, ma se il re nero invece si avvicina verso di noi con re F4, qui come la gestiamo la situazione? Innanzitutto la nostra donna ora sta benissimo qui ed è il momento di avvicinarci con re F2. A questo punto il nero deve spostarsi, per esempio re in E5 e noi ci avviciniamo ancora, re F3, sempre con re. Re in F6, ora inizia ad arrivare il bello, donna E4, ci avviciniamo con la nostra mossa di cavallo, re G5 perché il nero continua ad andare in questo settore della scacchiera e ora ci sono due possibilità molto belle, una è quella di donna F4, l'altra, quella che mi piace di più, è quella di donna E6 che ha un po' lo stesso principio che avevamo visto nella situazione precedente, cioè quello di evitare che il re nero possa scendere. Su donna E6 c'è per esempio re in H5, re F4 costringendo il re nero ad andare nell'unico posticino disponibile e dopo re H4 ancora una volta si può dare sia il matto elegante in questo modo oppure quello più cattivo su G4. Vediamo un attimo l'altra possibilità, così proprio le abbiamo viste tutte e non abbiamo più scuse. Quindi abbiamo detto donna D3, questa volta il re va in F4, ci avviciniamo con il re in F2, re in E5, re in F3, re F6, donna E4, solita mossa di donna, re G5 e ora non analizziamo donna E6 ma analizziamo donna F4.
Donna F4 scacco, il re si sposta in G6 e ora dobbiamo salire col re. Re in G4, re G7, re G5, vedete come il re nostro bianco toglie le case di fuga al re avversario. E ora, per esempio, re H7. Dove la mettiamo la donna? Vediamo se hai una buona intuizione. Dove andiamo con la donna? Ci sono tre possibilità essenziali. Una è donna F7, una è donna F6, l'altra è donna C7. Donna F7 a che situazione porta? Porta a questa, che ora il re nero deve andare nell'angolino. E ora la possibilità di fare stallo è molto alta se non si sta bene attenti, perché per esempio mi avvicino col re ed è stallo. Queste posizioni sono molto scomode, ti consiglio di evitarle. Donna F6 per esempio, re G8, e qui anche qui devi fare parecchia attenzione a non avvicinarti troppo, altrimenti non riesci più a chiudere la partita. Qui c'è re F5 che è la mossa giusta, motivo per cui la mossa secondo me più corretta in questa posizione, no, cioè non secondo me, per la teoria degli scacchi, non è né donna F6 né donna F7 ma donna C7. Ci allontaniamo onde evitare gli stalli. E dopo donna C7 scacco, il re va in G8, ci avviciniamo in G6 sempre tenendo l'opposizione, re F8 e a questo punto lo vedi il matto? Donna F7 scacco matto. In questo modo abbiamo impiegato 10 mosse per fare scacco matto e nelle varie posizioni precedenti ci abbiamo messo 9 mosse. Questo diciamo è il numero migliore per fare matto dalla posizione di partenza. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi tornerà utile. Chiaramente bisogna praticare più volte questa posizione in situazioni di tranquillità, quindi non con ansia durante una partita in cui vi mancano 4 secondi sull'orologio, e poi vedrete che a furia di studiarle vi verranno spontanee determinate mosse. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!